Seconda giornata di campionato e seconda vittoria per l'Athletic Club Palermo. Siamo qui con il mister Miosi, lo salutiamo. Buonasera. Mister, una vittoria importante contro un'ottima squadra come Vigore San Cataldo, 7-2, un commento. Sì, è stata una partita difficile, voglio fare i complimenti all'avversario, lo sapevamo, hanno un modo di giocare 4-0, lo esprimono molto bene, l'avevo detto ai ragazzi. In certi momenti siamo andati in difficoltà perché ovviamente quando pressi tanto e poi non pressi bene la palla, loro ti attaccano alle spalle e sono pericolosi. Poi anche nel primo tempo, diciamo, abbiamo provato a esprimere il nostro gioco, però loro erano chiusi dietro e ripartivano e quindi abbiamo un po' sofferto, però poi fortunatamente nel secondo tempo siamo saliti in cattedra e alla lunga abbiamo vinto la partita, penso meritatamente. Anche oggi tanto minutaggio per gli under, quanto sono importanti in questo progetto? Per noi sono importantissimi, io in rosa ho 7 under e fino alla fine ho fatto entrare anche Tabita, che è un giovane molto di prospettiva, che l'avevo anche l'anno scorso, fanno parte integrante del roster e sono molto felici di averli tutti. Avendo giocato come anticipo, al momento la classifica di Athletic Club Palermo al primo posto. Domani si prenderà una giornata di pausa o magari guarderà le altre partite? No, onestamente andrò a vedere qualche partita perché sono appassionato, sono contento, fortunatamente abbiamo vinto, adesso ci riposiamo e poi da lunedì iniziamo a pensare alla trasferta di San Vito, che sappiamo che sarà un'altra battaglia. Una gara infatti molto combattuta, quella contro il San Vito, come la preparerà e se conosce chiaramente questa formazione? Sì, conosco il San Vito, conosco il campo, quindi durante la settimana parlerò con i ragazzi, cercherò di prepararla al massimo e andremo lì come sempre a provare a vincere e imprimere il nostro gioco.